Buongiorno, lei stamattina sta facendo lezioni online ai suoi studenti. Da quant'è che avete iniziato questa esperienza e come sta andando? Allora, abbiamo iniziato questa settimana, noi da martedì nel nostro istituto, quindi Città della Vittoria di Vittorio Veneto, stiamo utilizzando uno strumento che si chiama Google Hangouts Meet, è uno dei tanti strumenti a disposizione per le video lezioni online. In questo momento devo dire che credo almeno più di metà delle lezioni le stiamo facendo online da casa con gli studenti nell'orario curricolare, quindi durante le ore di lezione normale. E con esiti, devo dire, per ora piuttosto positivi. È chiaro che non sostituisce la lezione in presenza, è una situazione di emergenza che però devo dire che ha esiti buoni e anche delle opportunità. Com'è che ti stai trovando con questo sistema? Ma io mi sto trovando molto bene perché appunto alle porte della maturità è molto importante seguire tutte le lezioni e l'importante è cercare di riuscire a comunque seguire il programma. E facendolo via computer è molto interessante perché permette di stare a casa, stando proprio nel proprio habitat naturale, e quindi è una bella esperienza. Quindi voglio proprio ringraziare, penso di parlare a nome di tutti gli studenti, ringraziare la mia scuola e tutte le scuole perché hanno dato questa possibilità di collegarsi via internet, e ringrazio tutti i professori che hanno dato la loro disponibilità. E come stanno rispondendo i ragazzi a questo modo di fare lezione? Devo dire sono abbastanza positivamente, sono contento della risposta, hanno voglia anche loro di vivere con gli altri, quindi gli manca la scuola anche a loro, anche se magari faticheranno ad ammetterlo, però rispondono bene, vedo un buon livello di attenzione, di partecipazione. Chiaro che le lezioni vanno organizzate in maniera un po' diversa, cercando di farli anche partecipare, perché non si ha il controllo che sia in classe, e quindi è una cosa un pochettino diversa. Però devo dire che non è male come strumento, e personalmente quindi ringrazio anche i colleghi che ci hanno permesso, perché nel nostro istituto Città della Vittoria alcuni colleghi hanno fatto un meeting, quindi i professori, se posso fare i nomi, quindi i professori Denardi, Paolo Denardi, Massimo Daros, Massimo Giamona, hanno fatto questo meeting dove eravamo in 60 docenti, hanno fatto diversi meeting dove hanno spiegato l'uso dello strumento, e quindi permettendoci poi di fare queste video lezioni. E questi meeting li avete fatti tutti questa settimana oppure no? Sì, abbiamo iniziato la settimana scorsa, e poi questa settimana poi è stata quella in cui effettivamente abbiamo iniziato, e devo dire tutti, da quel che sento, abbastanza positivamente ad usare lo strumento e quindi a lavorare online con gli studenti. Secondo te questo sistema potrebbe essere adottato anche in altri momenti, per esempio, non so, altre emergenze o magari chiusura delle scuole per altre motivazioni? Certo, penso che sia un metodo che può essere applicato, già molte università lo stanno facendo come appunto prassi, però credo che la cosa migliore sia andare in classe perché manca tutta quella parte di relazione sociale con i compagni, con i professori, che è molto importante. C'è chi dice che questo periodo di emergenza, con questa sperimentazione delle lezioni online, potrebbe essere lo spunto per pensare a un nuovo format di scuola, cioè metà in presenza e metà online. Lei cosa ne pensa di questa proposta? Sinceramente penso che non possa sostituire la scuola proprio nel luogo fisico, cioè la scuola è un luogo fisico dove ha bisogno di interazione quotidiana con gli studenti, quindi non penso che possa sostituirlo. Certo che può creare delle opportunità, quindi anche per il lavoro pomeridiano, per coinvolgere altre persone, quindi da questa situazione di emergenza ne possiamo trarre degli spunti positivi, delle opportunità, però non può sostituirlo.